10 gruppi musicali siciliani scelti per prendere parte alle selezioni finali di Sanremo Rock che si terranno dal 6 al 13 settembre al Teatro Ariston. La selezione si è tenuta a Catania, al Teatro Litape Studio, curata dal responsabile regionale Giuseppe Tarantino. In competizione artisti provenienti da tutta l'isola, dal capoluogo etneo a Palermo, da Ragusa a Modica. Il Festival Sanremo Rock, giunto alla 33esima edizione, ha come obiettivo quello di far emergere nuovi gruppi musicali. Nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gianna Nannini, Zucchero, Hit Fiva, per citarne alcuni. Palermo e Catania sono le città dalle quali provengono la maggior parte degli artisti selezionati, due gli outsider che arrivano da Modica e Ragusa. Fra le canzoni che hanno conquistato la finale, un brano dedicato alle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio dal titolo Bomba, scritto e composto dal musicista Carlo Di Vita, in gara come Charlie and the Wolf. Continua a gridare, parlo, ascolto il volo, vivo se te dico qualcuno qui vicino.